Un furto con destrezza. È arrivata direttamente da Milano la borseggiatrice che ha preso di mira davanti al caffè Goppion nella centralissima piazza Borsa un'anziana 87enne sfilandole il portafoglio dalla borsetta. Arrestata dalla polizia è comparsa davanti ai giudici ammettendo quello che aveva fatto. Ho dei figli piccoli a casa e avevo bisogno di soldi, ha detto in udienza. Arresti convalidati per la donna 34enne bulgara. È stata rimessa in libertà ma dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria di Milano oltre al divieto di dimora in Veneto. Il processo per furto aggravato è stato fissato per il 10 luglio. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di sabato. La vittima stava passeggiando assieme ad un'amica quando da dietro si sono avvicinate la 34enne ed una complice. Con destrezza le ha sfilato il portafoglio dalla borsetta, ma ad accorgersi del colpo una dipendente del locale che è uscita immediatamente. Sentita le urle e vistasi scoperta, la cittadina bulgara è fuggita gettando a terra il portafoglio. Immediatamente recuperato dalla barista e riconsegnato alla vittima. Inseguita anche da un passante, la donna straniera è stata bloccata fino all'arrivo della polizia. Per lei è scattato l'arresto in flagranza di reato. La successiva attività della polizia, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di un esercizio commerciale della zona, ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, attribuendo senza alcun dubbio il furto alla 34enne. Nei confronti della cittadina straniera, inoltre, il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via e del divieto di ritorno in città della durata di 3 anni.